La Confartigianato Agrigento riparte da Alfonso Russo. È lui il nuovo presidente provinciale dell'associazione. Succede al cammaratese Francesco Giambrone. Un ruolo certamente prestigioso ma anche carico di responsabilità ed oneroso, spiega Russo. È un impegno veramente molto oneroso. Noi mettiamo come associazione di categoria, quindi di Confartigianato, l'artigiano al centro di un progetto. Noi vogliamo seguire l'artigiano dal momento dell'iscrizione a supportarlo in tutti gli iter che servono all'azienda per la crescita. Quindi noi ci occupiamo principalmente del credito, di tutte le normative che ogni giorno, ahimè, ne arriva sempre una nuova, quindi vogliamo guidare l'artigiano a essere in regola con tutti i requisiti che oggigiorno sono importantissimi per la crescita di un'azienda. La Confartigianato, punto di riferimento per quanti sono impegnati nel tessuto produttivo, grazie anche ai suoi innumerevoli servizi offerti. Noi partiamo dal patronato al credito, a un consorzio sull'energia e tutti praticamente i corsi di formazione, alla sicurezza, quindi seguiamo l'artigiano veramente a 360 gradi. Per noi artigiani frequentare l'associazione è un motivo di orgoglio, quindi io invito tutti gli artigiani che sono iscritti alle associazioni di categorie di vivere l'associazione, quindi di andare in associazione, perché, come dico sempre, l'associazione non è un circolo, l'associazione va vissuta e condivisa. Ed in tema di servizi ed assistenza, la Confartigianato Agrigento, attraverso il segretario provinciale Alfonso Vassallo, fa sapere che esiste la possibilità di ottenere uno sconto sulle tariffe di luce e gas. Si tratta di un bonus erogato dall'autorità per l'energia. Possono richiederli le famiglie in difficoltà economica con ISEE inferiore a 8.107,5 euro, oppure le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico e con ISEE inferiore a 20.000 euro. L'importo del bonus viene scontato direttamente sulle bollette, suddiviso in rate nelle 12 mensilità dell'anno, per il quale è stata richiesta l'agevolazione. Inoltre possono fare richiesta del bonus coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare un malato che utilizzi cure elettromedicali e macchinari che gli permettono di restare in vita.